Bene, allora nuovamente buona serata e benvenuti a tutti voi. L'altra volta abbiamo parlato delle elezioni politiche e amministrative e così era venuta fuori così la curiosità di capire per quali ragioni i fascisti procedono allo scioglimento delle amministrazioni comunali e diciamo, gli apparati dello Stato preposti alla tutela dell'ordine di fatto consentono o addirittura sostengono questa attività. Va messo in risalto il fatto che queste elezioni amministrative, quelle che avvengono nel gennaio del 1922, nella neocostituita provincia di Gorizia, che ripetiamo viene costituita a partire dai primi di gennaio del 1921, sono le prime che avvengono in questi territori a suffragio universale maschile, perché in periodo asburgico il voto era sostanzialmente per censo, quindi votavano solamente coloro che dichiaravano un certo importo di tasse. Questo per le elezioni amministrative. Per le elezioni politiche invece abbiamo visto che già nel 1907 era stato introdotto il suffragio universale maschile diversi anni prima di quanto avviene in Italia, perché in Italia il suffragio universale maschile viene concesso alla fine della prima guerra mondiale, quindi le prime elezioni a suffragio universale maschile in Italia sono del 19, quando qua del resto noi non votiamo perché non siamo ancora Italia. Bene, sono importanti queste elezioni amministrative perché sono le prime che avvengono e infatti si vede che i risultati elettorali stravolgono i rapporti di forza in queste terre, in quanto a vincere le elezioni amministrative sono i partiti socialista, comunista e popolare e diciamo quelli che in genere, soprattutto comunisti e socialisti, non avevano alcuna rappresentanza in periodo asburgico, in quanto la quasi totalità delle amministrazioni comunali era governata dal Partito Liberal Nazionale, quindi c'è uno stravolgimento completo, e alle elezioni del 22 sono pochissimi i comuni che vengono conquistati dai partiti nazionali, chiamiamolo così, quelli che si erano raccolti attorno nel blocco nazionale, quindi liberali, fascisti, nazionalisti, eccetera. E quindi questo risultato elettorale provocherà all'interno del partito fascista una discussione interna, chiamiamola così, nel corso della quale, siccome anche il partito fascista del resto era stato quello più penalizzato, in quanto non aveva avuto sindaci eletti e addirittura non era riuscito a conquistare nemmeno un consigliere comunale nella città di Gorizia, quindi la città più importante. E quindi all'interno del partito fascista si vengono a confrontare le due principali anime del partito, che era quella squadrista da un lato e quella diciamo più legalitaria dall'altro. E proprio l'esito elettorale sia del 21 che del 22 danno maggior forza allo squadrismo, proprio perché lo squadrismo ora impone proprio ai fasci come obiettivo principale quello di sciogliere le amministrazioni comunali che non venivano riconosciute in quanto considerate non italiane, in quanto rette nella parte slovena ovviamente da amministrazioni slovene, in quelle italiane in buona parte da partiti che come il socialista, il comunista e i popolari, che venivano addirittura accusati dai fascisti di essere ancora legati al passato regime austro-ungarico. Questa operazione avviene praticamente in tre fasi diverse. Cioè l'operazione di procedere allo scioglimento delle amministrazioni comunali e dicevo anche con il sostegno diciamo anche abbastanza forte da parte delle autorità politiche e militari italiane.
soprattutto con il sostegno dei commissari distrettuali, dei viceprefetti, che di fatto, anziché tutelare la legalità, sostengono i fascisti in questa operazione. E allora io mi sono anche posto come mai anche questa questione. Va ricordato che indubbiamente tutto questo personale amministrativo che arriva nelle nuove province viene, diciamo, dalle vecchie province italiane a sostituire i vecchi funzionari pubblici del periodo austro-ungarico. Quindi arrivano in queste terre con la mentalità e anche con l'ordine di andare a italianizzare queste terre, quindi a sostituire la vecchia amministrazione asburgica con quella nuova italiana che si cominciava ad imporre in questi nuovi territori. Per cui diciamo, da parte di questi amministratori, questi funzionari governativi, c'è questa diciamo, accondiscendenza nei confronti del fascismo, che proprio in queste terre combatteva contro i comunisti e i socialisti che erano considerati come coloro che volevano sovvertire l'ordine costituito italiano, e contro le amministrazioni slovene, che ovviamente italiane non erano e nemmeno volevano essere. Quindi c'è da parte di questi funzionari pubblici un sostegno indiretto a costoro, ai fascisti, che vengono, diciamo, considerati come rappresentanti dello Stato italiano, come coloro che volevano portare l'Italia in queste nuove terre. Questo spiega perché, da un lato, le forze dell'ordine, polizia, guardie regie, carabinieri, polizia, non intervengono a reprimere le violenze che avvengono in modo sempre più crescente in queste terre, e anzi molto spesso si vede che anche quando intervengono le forze dell'ordine vengono arrestati coloro che subiscono le ingiustizie. Un esempio per tutti: avevamo parlato del lavoratore socialista, aveva sede a Trieste, che all'inizio del 1921 viene occupato da un gruppo di comunisti, quindi trasformato da organo del Partito Socialista in organo del Partito Comunista, e i fascisti un mese dopo, circa alla fine di febbraio, danno l'assalto alla redazione e alla tipografia del lavoratore diventato lavoratore comunista. Naturalmente all'interno, proprio in previsione di possibili assalti fascisti, diciamo, il partito aveva organizzato un servizio d'ordine, quindi ogni giorno c'erano dei militanti che andavano nella sede del giornale a presidiare il giornale, e quella sera intervengono i forze fascisti, quindi ci sono anche delle sparatorie, vengono lanciate delle bombe contro il giornale, interviene la forza, le guardie regie, le quali che cosa fanno? Arrestano i redattori del giornale, li portano in carcere, lasciano libera la strada ai fascisti, che entrano all'interno della tipografia e della redazione del lavoratore e distruggono il giornale. Di fatto il lavoratore sospenderà le pubblicazioni fino alla fine dell'anno, fino a che di nuovo riusciranno a rimettere in piedi una tipografia. Quindi molto spesso le forze dell'ordine intervenivano a sostegno di queste violenze. Del resto c'è da pensare che uno dei più, diciamo, che uno dei rappresentanti, insomma, della squadra d'azione di Gorizia era il figlio del questore di Gorizia, quindi c'erano delle connivenze abbastanza evidenti. Poi del resto i giudici non punivano con la dovuta severità coloro che venivano imputati di violenze, e allo stesso modo i prefetti e i commissari di distretto sostenevano, vedremo adesso specificatamente,
questa operazione di scioglimento delle amministrazioni comunali, che avviene in 3 fasi diverse. Alcune amministrazioni vengono sciolte prima della marcia su Roma, quindi fra l'estate e l'autunno del 1922, quindi a pochi mesi dalla loro costituzione, e vengono sciolte dopo un'invasione dei locali, quindi dopo un'occupazione da parte delle squadre dei municipi. La seconda fase, qui saranno solamente alcuni in questa prima fase. La seconda fase avviene nei 2 mesi che seguono la marcia su Roma, quindi le cose sono cambiate a livello nazionale, Mussolini è diventato primo ministro e vengono sciolte tutte le amministrazioni socialiste e comuniste e slave del territorio. La terza fase avviene nella seconda metà del 1923, quando vengono sciolte anche tutte le amministrazioni rette da esponenti del Partito Popolare che non accettano di diventare fascisti e quindi di adeguarsi alla politica nazionale. Di fatto, alla fine del 23, diciamo, tutte le amministrazioni elette nel 22, ad eccezione di quelle poche che erano state conquistate dal blocco nazionale, vengono sciolte. Allora, per capire, diciamo, questi meccanismi, mi sono fatto così uno schema di alcuni comuni, insomma, che vengono sciolti, per capire anche come andavano le cose. L'avevo già accennato l'altra volta, ma il primo comune che viene sciolto è quello di Cormons. Anche per dare informazioni a chi non è di questo nostro territorio, comunque Cormons allora contava poco meno di 7.000 abitanti, diciamo era il centro più importante del distretto. Dopo Gorizia, era il centro più importante, dopo Gorizia e Monfalcone, era il centro abitato più importante della parte italiana della provincia di Gorizia. Nel 22 si erano presentate 3 liste, quella comunista, quella del blocco nazionale e quella socialista. E anche per capire il meccanismo, come avevo detto, la lista che prendeva più voti conquistava la maggioranza, quindi i comunisti vincono le elezioni e conquistano 16 consiglieri comunali su 20. Il secondo partito è il blocco nazionale, che conquista la minoranza, i 4 rappresentanti della minoranza. Il terzo partito, che era il Partito Socialista, ottiene dei voti, ma non ottiene alcuna rappresentanza in consiglio comunale. Fin da subito, ecco, questo è un fatto nuovo, perché è la prima volta che in questo comune, insomma, ad essere eletto sindaco è Antonio Sfiligoi, era un fabbro, un operaio, ed è la prima volta che un comune di così grandi dimensioni grandi per il periodo e per la zona, viene eletto sindaco. Allora, io adesso vediamo, non ho molte cose da farvi vedere, però alcune foto ve le mostro. Eccolo qua. Eccolo. Ecco, dovreste vedere Antonio Sfiligoi. Questa è una foto degli anni 30, dei primi anni 30, fatta in questura a Gorizia, quando Antonio Sfiligoi viene arrestato negli anni 30, verrà condannato ad alcuni anni proprio per attività, per militanza comunista. Lui diventa sindaco che ha 35 anni, era uno di quelli che era andato a combattere sul fronte russo, era stato preso prigioniero, è uno di quelli che abbiamo visto per ritornare a casa
dovrà farsi tutta la Transiberiana, arrivare fino in Cina e rientrare poi dopo nei primi mesi del 1919 a casa. Quindi lui viene eletto e i 4 rappresentanti della minoranza, quindi del blocco nazionale, cercano di diciamo, presentano degli esposti alla giunta provinciale amministrativa, che era l'organismo che sovrintendeva l'attività dei comuni, segnalando il fatto che questa amministrazione non era capace di governare, che faceva che favoriva nelle scelte amministrative coloro che appartenevano al partito, non faceva l'interesse della comunità. Quindi avevano cercato di diciamo, destituire in forma legalmente questa nuova amministrazione. Naturalmente questi esposti non avevano dato seguito e quindi il fascio cormonese, ecco, decide di sciogliere con la forza questa amministrazione comunale, che sarà appunto, come dicevo, la prima. Anche qui, eccolo, qui c'è, anche nel fascio cormonese c'è questo prevalere della componente squadrista, viene eletto segretario del fascio questo esponente, Enrico Francisci, era un toscano che farà anche carriera poi dopo nella milizia, diventerà addirittura generale della milizia. Quindi sotto il suo stimolo, la sua spinta, si decide di occupare il municipio e quindi costringere il sindaco con la forza a dare le dimissioni. Questa volontà viene anche pubblicizzata, nel senso che il fascio di combattimento di Cormons addirittura stampa dei manifesti murali in cui minaccia il sindaco e preannuncia che prima o poi sarebbe stato destituito dall'incarico. E questo avviene il 30 di agosto del 1922. Ecco, questa foto per i cormonesi, sì, questa è la vecchia sede del municipio di Cormons, il teatro, lo vedete qui da parte, oggi è la nuova stazione dei Carabinieri, e qui si vedono i fascisti che arrivano in folto numero davanti alla sede municipale. Addirittura i fascisti monfalconesi arrivano con il treno, c'è una grossa mobilitazione di tutti i fasci del territorio e il sindaco, siccome il sindaco diciamo, era solito andare in comune alle 8 del mattino e fermarsi l'intera mattinata, viene avvertito dai carabinieri che ci sarebbe stato senz'altro il pericolo di un'aggressione da parte dei fascisti. Quindi diciamo anche le forze dell'ordine erano informate su quello che stava succedendo e quindi questo anche spiega com'è che andranno le cose in queste terre. Il sindaco però decide di andare ugualmente in comune, viene scortato da 2 carabinieri e a metà mattinata diciamo, c'è l'arrivo di tutto il concentramento dei fascisti davanti alla sede municipale. I fascisti entrano negli uffici e cercano di far sottoscrivere al sindaco una lettera di dimissioni dall'incarico. Il sindaco si rifiuta, non viene picchiato, probabilmente anche per la presenza dei carabinieri nel suo ufficio, e quindi di fronte a questa grossa mobilitazione, quindi al probabile fallimento dell'impresa, i fascisti fanno intervenire il commissario civile del distretto di Gradisca, era Umberto Petragnani, il quale aveva delle simpatie fasciste. Infatti negli anni 30
presenterà proprio, farà la domanda per essere, diciamo, per ottenere l'onorificenza di squadrista, e vanterà appunto fra i suoi meriti quello di aver sciolto il comune di Cormons, ma anche non solo quello di Cormons, ma diversi altri comuni del territorio, e otterrà infatti questa onorificenza. Lui arriva a Cormons con un drappello di carabinieri a cavallo, si dice nel rapporto, e anche lui cerca di imporre al sindaco le dimissioni. Però il sindaco non accetta di dimettersi, e quindi rimane al suo posto fino all'ora di mezzogiorno in genere, quando, e quindi, scortato dai carabinieri, ritorna a casa. E che cosa succede? Ecco qui la compromissione con le autorità costituite, che il commissario civile del distretto di Gradisca raccoglie diciamo, le denunce dei fascisti che denunciavano appunto l'amministrazione di cattiva amministrazione, di favoritismo, di essere legata ancora al vecchio regime austro-ungarico. Sta di fatto che i fascisti faranno una perquisizione in comune, troveranno una bandiera austro-ungarica, un quadro di Francesco Giuseppe, quindi voglio dire erano messi in soffitta da qualche parte, per cui avranno anche modo di denunciare questo sindaco, questa amministrazione come un'amministrazione anti-italiana. Quindi il commissario civile che cosa fa? Raccoglie queste denunce e decide di avviare un'inchiesta sull'attività dell'amministrazione comunale di Cormons, e fa un decreto in cui decide di avviare questa inchiesta. Eccolo qua. Dice però nel frattempo che l'inchiesta va avanti, stabilisce che non, c'è scritto anche qui, che non sia conveniente che essi, cioè gli amministratori comunali, siano mantenuti in funzione, particolarmente per quanto riguarda le attribuzioni delegate e il mantenimento dell'ordine pubblico, ma convenga invece prendere un provvedimento temporaneo diretto a pacificare il paese e insieme a predisporre quanto sarà opportuno per ottenere il ritorno al normale funzionamento dell'amministrazione comunale di Cormons. Per cui decreta: il sindaco e gli assessori del comune di Cormons sono sospesi dall'esercizio delle attribuzioni delegate dal governo, quindi sospende dalle funzioni di governo gli amministratori, e poi, per disimpegnare queste attribuzioni del sindaco e della giunta, nomina provvisoriamente un commissario straordinario, il cavalier geometra Alessandro Visca, a guidare il comune di Cormons. Quindi di fatto che cosa succede? Che avvia un'indagine in attesa delle conclusioni di questa indagine, nomina intanto, sospende dall'attività l'amministrazione comunale di Cormons e nomina un commissario. E quindi di fatto che cosa succede? Che l'inchiesta non si sa che fine farà, ma comunque da quel momento l'amministrazione comunale di Cormons praticamente non potrà più funzionare e ci sarà diciamo un commissario fino al 24, quando ci saranno le nuove elezioni. Ma il fatto interessante è questo anche, che i fascisti di Cormons protestano contro la nomina del commissario Visca, perché lo ritenevano un imboscato, cioè durante la guerra era uno di quelli che non si era arruolato per fare eccetera. E quindi il commissario civile Petragnani che cosa fa? Nomina a fianco di questo commissario, una cosa insolita, 2 vicecommissari, per cui nomina 2 fascisti, il chirurgo Guido Bernardelli e il possidente Niccolò Bernardelli, che diventerà poi dopo sindaco, li guida, cioè li nomina come vicecommissari. Quindi l'azione violenta dei fascisti prima, in accordo
con le autorità che dovevano tutelare l'ordine pubblico, e quindi la nomina del commissario che pone fine all'amministrazione comunale. E questo sarà un po' il cliché che verrà seguito anche per lo scioglimento delle altre amministrazioni. Non so, ma vi citerò alcuni altri casi. Il secondo comune che viene sciolto è quello di Ruda. Ruda, ecco, per chi non conosce la nostra zona, allora era un paese di 1600 anime e si trova a pochi chilometri da Aquileia, e lì avevano vinto i socialisti, mentre la minoranza era stata conquistata dal Partito Popolare, quindi dai cattolici. Ed è strano perché il comune praticamente viene sciolto il 14 di ottobre, ma a quella data non esiste nemmeno ancora un fascio a Ruda. Per cui non si capisce bene per quali ragioni venga scelta Ruda come comune da sciogliere. È certo che a Ruda c'erano alcuni fascisti, ma erano iscritti al fascio di Cervignano. Infatti, diciamo che i fascisti locali, dopo aver minacciato, perché la tecnica era quella, si minacciavano i sindaci e i consiglieri comunali chiedendo loro, cercando di imporre loro con la forza le dimissioni. E il 14 di ottobre i fascisti invadono il comune di Ruda, per cui allontanano gli impiegati e costringono il sindaco e gli assessori ad andare a Monfalcone, dove vengono convocati dal commissario civile locale. Quindi il commissario civile locale convoca il sindaco e gli assessori, questi chiedono garanzie per la loro incolumità, cosa che il commissario civile di Monfalcone non può dare, non può offrire, e quindi di fatto gli amministratori rassegnano le dimissioni al commissario civile di Monfalcone, e quindi da lì la nomina di un commissario particolare per il comune di Ruda. La differenza è che, come dicevo prima, a Ruda non c'era ancora un fascio organizzato, cosa che invece c'era a Ronchi dei Legionari, quindi comune alla periferia di Monfalcone. Lì aveva vinto una lista socialista e la lista di opposizione era costituita da esponenti del blocco nazionale, e anche qui la terza lista, quella presentata dal Partito Popolare, pur avendo ottenuto voti, non aveva, proprio in base alla legge, non aveva ottenuto alcun rappresentante in consiglio comunale. E qui c'è lo stesso cliché, quindi gli amministratori vengono minacciati, e il 22 di ottobre viene invaso anche il comune di Ronchi, arrivano sul posto i carabinieri, i fascisti addirittura vanno a cercare nelle case gli amministratori comunali per costringerli a sottoscrivere le lettere di dimissioni, che erano l'atto formale che testimoniava la mancanza degli amministratori, quindi era necessario avere le dimissioni di sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali per poter procedere allo scioglimento dell'ente. E quindi anche qui avviene la stessa cosa. Nella stessa serata a Monfalcone, sempre il commissario distrettuale di Monfalcone convoca gli amministratori del comune di Ronchi, i quali in quella sede sono di fatto costretti a sottoscrivere le lettere di dimissioni. In un altro comune lì vicino, quello di Pieris, allora la sede del municipio era Pieris,
oggi è il comune di San Canzian di Sonzo, sempre alla periferia. La sede comunale è sempre Pieris, però era diciamo lì nei 3 paesi, perché lì sostanzialmente ci sono 3 paesi, no? Pieris, Belliano e San Canzian. Pieris è sempre stato il comune più, cioè il comune, la frazione più grossa, più importante, no? Adesso non lo so perché le cose sono molto cambiate anche là. Quindi diciamo a Pieris avviene un po' la stessa cosa. Qui aveva vinto una lista che veniva chiamata proletaria, nel senso che c'erano esponenti del Partito Comunista, Socialista, e il Blocco Nazionale era l'opposizione, e l'occupazione del comune di Pieris avviene mentre è in corso la marcia su Roma, cioè il 30 ottobre, perché lo vedremo magari la prossima volta, mentre è in corso la marcia su Roma, in molte città e anche nel nostro territorio, i fasci locali procedono all'occupazione dei principali edifici pubblici, soprattutto a Gorizia, la sede della provincia, eccetera. E il 30 ottobre, quindi, cioè queste occupazioni avvengono dal 28 di ottobre, giorno della marcia su Roma, al 31 ottobre, giorno in cui Mussolini viene incaricato di formare il governo, quindi si forma il governo Mussolini. Quindi il 30 ottobre giungono a Pieris diversi camion di fascisti che occupano il comune, minacciano di morte il sindaco, e anche in questo caso interviene l'autorità, quindi il commissario civile di Monfalcone, che convoca nel suo ufficio gli amministratori e quindi li obbliga a sottoscrivere le dimissioni e quindi nomina il commissario. Interessante è quanto avviene nel comune più grosso, quindi Gorizia. Gorizia, come abbiamo visto, il voto di Gorizia forse è il voto più strano, perché è la prima volta che diciamo vince una coalizione che riesce a conquistare la maggioranza grazie ai voti della lista slovena con cui si era alleata. Il comune di Gorizia era stato retto in periodo austro-ungarico sempre da giunte, da amministratori, espressioni del Partito Liberal Nazionale Italiano. Quindi già il dato del 1922 era veramente strano, perché aveva vinto una coalizione che comprendeva anche il gruppo sloveno. Era stato eletto questo sindaco Bonne, durante le giornate appunto della marcia su Roma viene occupato anche il comune di Gorizia, e quindi viene chiesto al sindaco Bonne di dimettersi, quindi c'è la solita pressione che viene fatta per costringerli a dare le dimissioni. Però quando il 31 di ottobre Mussolini dichiara, diventa primo ministro, e quindi ordina il rientro delle squadre d'azione, quindi anche la squadra d'azione di Gorizia lasciano il comune di Gorizia stesso. Fino a quel momento non succede nulla, però visto che il sindaco non si decideva a dimettersi, i fascisti rioccupano nuovamente il comune il 2 di novembre, quindi alcuni giorni dopo tornano a rioccupare il comune e nominano addirittura commissario in comune, loro, cioè i fascisti, nominano commissario in comune un loro esponente, Giuseppe Godina, che viene in quel momento, assume formalmente, anche ovviamente senza poteri perché non poteva farlo, e naturalmente questa nuova occupazione provoca l'intervento delle forze dell'ordine che diciamo sgomberano il municipio, però viene deciso di andare a Roma, di costituire due delegazioni, una formata dal sindaco e da alcuni amministratori,
e l'altra, costituita da alcuni esponenti del partito fascista, di andare a Roma a livello governativo, quindi si era costituito il governo Mussolini, per risolvere il problema. E a Roma però il sindaco mantiene le sue posizioni contrarie diciamo alle dimissioni, e quindi la riunione romana si conclude senza alcun risultato, però nei giorni successivi le pressioni, le minacce dei fascisti sono talmente forti che il 16 di novembre gli amministratori comunali della maggioranza rassegnano formalmente le dimissioni e quindi si apre la stagione del commissariamento dell'ente. Quindi a partire dalla fine della marcia su Roma, quindi a partire dal momento in cui Mussolini assume l'incarico di primo ministro, c'è lo scioglimento a catena, diciamo, di tutte le amministrazioni. Le prime sono, come dicevo, quelle socialiste e quelle comuniste. Il caso di Cervignano è ancora un po' diverso, ma praticamente sempre lo stesso, è una ripetizione della storia. A Cervignano avevano vinto i socialisti, all'opposizione c'era il blocco nazionale e già diciamo nei primi mesi di attività di questo comune i fascisti erano stati talmente, a Cervignano c'era un fascio particolarmente attivo, anche una squadra d'azione molto forte che era stata protagonista di diversi episodi di violenza in tutto il territorio. Le pressioni nei confronti del sindaco e dell'amministratore erano state talmente forti per cui addirittura i carabinieri venivano convocati, diciamo, spesso e volentieri in comune, tanto che di fatto proprio per evitare scontri con i fascisti, già dal mese di aprile il Consiglio Comunale non veniva più convocato proprio per paura di aggressioni, e quindi in pratica già il comune funzionava, l'amministrazione comunale funzionava solamente con l'attività del sindaco. E un mese dopo diciamo, la presa del potere da parte di Mussolini, diciamo, gli amministratori anche lì sono costretti a sottoscrivere le lettere di dimissioni e cominceranno ad essere nominati come commissari prefettizi, commissari prefettizi al comune nei comuni sciolti, addirittura gli stessi fascisti che erano stati protagonisti di queste azioni. E infatti a Cervignano viene nominato commissario al comune Giuseppe Rinaldi, era uno squadrista, il capo della squadra d'azione, che poi diventerà anche un personaggio, anche lui importante, diventerà sindaco di Cervignano, segretario della Federazione Provinciale dei Fasci, quindi farà anche carriera in futuro. E quindi di fatto i vari comuni che vengono sciolti si troveranno ad avere amministratori proprio scelti fra gli stessi fascisti, molte volte, che avevano diciamo provocato lo scioglimento delle amministrazioni comunali. Quindi prime sono quelle socialiste e comuniste, poi sono tutte le amministrazioni comunali rette dalle maggioranze slovene, cioè nei paesi sloveni. Qui le cose avvengono in modo molto, diciamo, più, chiamiamolo così, fra virgolette, legale, in quanto i fascisti, non avendo la forza di operare in quelle zone, non procedono alla solita operazione di occupazione dei comuni, ma si gioveranno di un altro fatto importante che nel frattempo era successo. Col 1° di gennaio del 23 la provincia di Gorizia viene sciolta, viene aggregata in buona parte alla provincia di Udine, e prefetto della provincia di Udine è il segretario provinciale dei fasci di combattimento di Udine. Quindi questa, diciamo, la nomina
del segretario del fascio come prefetto fascista faciliterà tutte le operazioni di scioglimento appunto delle amministrazioni comunali slovene. Che cosa farà? Ci sarà nei confronti di ciascuna amministrazione la solita denuncia di cattiva amministrazione, di amministrazione anti-italiana, del fatto che per esempio in alcuni comuni, nei comuni sloveni, gli atti pubblici venivano redatti in lingua slovena, come era avvenuto sempre nel periodo austro-ungarico. Quindi questo diventava un aggravamento della situazione dei singoli comuni, e quindi uno ad uno vengono sciolti. Non so, per esempio il comune di Quisca sul Collio, il sindaco viene imputato di esprimersi in pubblico in maniera contraria al nuovo governo. Il sindaco di Medana, Giuseppe Gradnik, quindi Medana vicino a Cormont, proprio alla periferia, veniva accusato di redigere gli atti amministrativi in lingua slovena. Quindi di fatto con queste accuse c'era l'intervento dell'autorità superiore, quindi del prefetto. Il prefetto era un prefetto, tra parentesi, fascista, quindi agevolava facilmente queste operazioni, tanto che tutte le amministrazioni socialiste, comuniste e slovene vengono sciolte entro la prima metà del 1923, quindi a un anno o poco più dal funzionamento. Quelle cattoliche, quelle popolari, invece vengono sciolte a partire dalla seconda metà del 1923. Teniamo conto che a livello nazionale si era costituito un governo di coalizione, vedremo magari la prossima volta, che comprendeva anche esponenti del Partito Popolare, e quindi probabilmente i fascisti cercavano di trovare degli accordi con questo partito, e infatti in diverse amministrazioni il partito fascista aveva chiesto agli esponenti del Partito Popolare di nominare assessori esponenti fascisti, e quindi oppure di aderire al partito fascista, di iscriversi al partito fascista. E naturalmente coloro che non erano d'accordo né di accogliere esponenti fascisti nella loro amministrazione, né di iscriversi al partito fascista, ecco, quelle sono le amministrazioni che verranno sciolte, e addirittura verranno sciolte la decisione di sciogliere tutte le amministrazioni popolari verrà presa proprio il 5 agosto del 23, proprio nel corso di una riunione dei fasci del mandamento, che decideranno appunto di sciogliere tutte le amministrazioni che non accettavano quello che veniva loro richiesto. Per esempio Gradisca, che allora contava circa 4.500 abitanti, aveva eletto un sindaco popolare, quindi i popolari governavano il comune di Gradisca, all'opposizione c'era il secondo partito, quindi i comunisti. Già subito dopo la marcia su Roma, i 4 consiglieri comunisti erano stati minacciati, addirittura un importante esponente, Leopoldo Gasparini, che era il direttore della Cassa Malati locale, quindi era un personaggio già in vista, che diventerà poi dopo uno dei principali esponenti del Partito Comunista di queste terre, viene picchiato in piazza proprio per queste ragioni, e quindi i 4 consiglieri comunali di opposizione sono costretti a rassegnare le dimissioni. Rimangono in carica i 16 esponenti popolari, e il sindaco viene contattato dai fascisti, gli viene chiesto espressamente di far entrare nella sua amministrazione 2 esponenti del partito fascista. Il sindaco non accetta,
e quindi rassegna le dimissioni, e quindi anche in questo caso il prefetto Piero Pisenti, mi ero dimenticato di dirlo prima, Piero Pisenti diventerà un personaggio, anche deputato al Parlamento italiano. Piero Pisenti era il prefetto di Udine, fascista, scioglie l'amministrazione comunale di Gradisca. Quella di Villesse aveva già subito, a Villesse avevano vinto i popolari e i socialisti avevano ottenuto la minoranza. E anche il municipio di Villesse era stato occupato nell'ottobre del 22. E in seguito alle minacce che questi fascisti, diciamo, attuavano nei confronti degli amministratori, anche questi danno le dimissioni, e quindi anche qui viene nominato un commissario. E così avviene un po' in tutti quanti i comuni. Per esempio a San Lorenzo Isontino, vedo magari che qualcuno di voi a San Lorenzo Isontino allora contava circa 1300 abitanti, i popolari conquistano la maggioranza e i comunisti la minoranza, e viene eletto sindaco Giuseppe Orzan. Anche qui il sindaco viene minacciato, tanto che nell'agosto del 23 anche a San Lorenzo viene imposto il commissario. Così avviene a Mariano. Anche lì la maggioranza era formata dal Partito Popolare, e anche, cioè, avviene la stessa cosa che era avvenuta negli altri comuni prima. Un caso singolare è quello di Medea. Per esempio Medea aveva la lista popolare, aveva vinto le elezioni, raccogliendo anche alcuni esponenti liberal nazionali, e aveva eletto sindaco Luigi Martinis. E che cosa succede? Che il fascio, che questo sindaco Luigi Martinis aderisce al partito fascista, e assieme a lui anche alcuni altri consiglieri comunali di maggioranza. Però sia gli esponenti di minoranza, cioè i socialisti, che una parte dei consiglieri comunali di maggioranza popolari danno le dimissioni perché sono spaventati di questo fatto, per cui viene sciolta anche un'amministrazione comunale in cui il sindaco era passato al partito fascista. Quindi rimangono in carica solamente le amministrazioni comunali rette dal blocco nazionale, oppure, come dicevo prima, quelle in cui c'è il passaggio dal Partito Popolare al Partito Fascista. È quello che avviene per esempio a Romans. Romans allora contava circa 2100 abitanti, alla periferia di Gradisca. Viene eletto il sindaco, espressione del Partito Popolare, Severino Valdemarin, che aveva vinto su una giunta socialista, sul Partito Socialista. E dopo la marcia su Roma, i consiglieri socialisti sono costretti a dimettersi per le violenze che subiscono. E anche alcuni consiglieri popolari si dimettono, di modo tale che viene a mancare il numero legale per far funzionare il Consiglio Comunale. A questo punto che cosa succede? Ecco perché la varietà delle cose. Interviene il commissario di Gradisca, il solito Petragnani, che convince i 6 consiglieri comunali popolari che avevano dato le dimissioni a ritirare le dimissioni, in modo che potesse rimanere in carica l'amministrazione, e in modo che il sindaco Severino Valdemarin passasse al partito fascista, diventerà anche poi dopo segretario del fascio di combattimento, e anche assieme a alcuni altri consiglieri comunali, per cui di fatto il Consiglio Comunale di Romans rimane in carica, proprio perché la maggior parte degli amministratori comunali accettano di aderire al partito fascista.
ed è la stessa cosa che avviene a Versa. Versa oggi frazione di Romans, piccolo centro di nemmeno 500 abitanti quella volta, vincono i popolari, all'opposizione in minoranza ci sono i comunisti, viene eletto sindaco Ernesto Baldassi, il quale si iscrive al partito fascista, viene eletto nel direttorio del fascio, e altrettanto fanno la maggioranza dei consiglieri comunali, per cui anche il comune di Versa rimane in attività. Lo stesso avviene a Farra, anche questo alla periferia di Gradisca, dove il sindaco popolare Ferruccio Castellan diciamo, passa al partito fascista, diventerà anche per un periodo segretario del fascio di combattimento di Farra, e quindi rimarrà in carica. Quindi diciamo rimangono in carica solamente quelle amministrazioni che diciamo si adeguano al nuovo governo nazionale, quindi quelle che accettano di riconoscere il governo Mussolini, quindi che si adeguano a questa politica. Quindi vengono sciolte tutte le amministrazioni, ad eccezione di pochissime, sono molto poche. La più importante sarà quella di Monfalcone, che era rimasta in carica proprio perché a Monfalcone ci furono dei brogli, per cui a Monfalcone aveva vinto il blocco nazionale, e quindi il comune di Monfalcone verrà retto regolarmente fino, nonostante le questioni interne, verrà retto fino alle elezioni successive. Ecco, io non so, spero di essere stato chiaro, vi ho portato tanti magari dati ripetitivi, ma diciamo è la storia di un po' dei nostri comuni, insomma, no? che avevano, sì, che hanno vissuto questa esperienza amministrativa che dura poco, perché poi vedremo che tutte le amministrazioni verranno sciolte e ci sarà l'arrivo del podestà, quindi non si parlerà più di elezioni dirette, quindi di amministratori, espressione del voto popolare, insomma, eccolo. Ditemi voi adesso, io sono stato lungo come sempre. No, lei è stato bravo come sempre, però io ho una curiosità. Siccome noi abbiamo, Mariano c'è la frazione di Corona, ma i coronesi dicono di aver avuto il comune e che Mariano gliel'ha rubato. Le risulta questo? O non so? Allora, il comune Corona era comune in periodo austro-ungarico ed era comune ancora nel 22 e contava circa meno di 500 abitanti, e il comune viene vinto dai popolari e deleggono sindaco Luigi Medeot. All'opposizione c'è una lista, chiamiamola così, proletaria, socialcomunista, ecco. Luigi Medeot, ecco un altro caso strano, Luigi Medeot viene il 3 dicembre del 22, quindi subito dopo la marcia su Roma, sindaco di Corona, viene eletto segretario del fascio. Ma nonostante questo, diciamo, la dirigenza locale, non la dirigenza provinciale del fascio, non ritiene che questa amministrazione sia da considerarsi, diciamo, aderente alle direttive del nuovo governo nazionale, per cui nel settembre del 23, quindi siamo sì, come le altre amministrazioni popolari, diciamo, il sindaco rassegna le dimissioni e viene nominato il commissario. Il comune di Corona verrà però accorpato, adesso vi darò magari i dati la prossima volta, quando verranno fatte le revisioni amministrative dei vari comuni, per cui ci saranno vari accorpamenti nei comuni, quindi Corona verrà aggregato a Mariano, come non so, Versa e Villesse verranno aggregati a Romans, o come Brazzano e Medea, che erano comuni autonomi, vengono aggregati a Cormons,
Oppure non sento. Sì, Medea e Brazzano vengono aggregati al comune di Cormons, perché Medea e Brazzano erano comuni autonomi fino al 25-26 saranno, per cui anche Medea faceva parte del comune di Cormons e lo sarà fino al secondo dopoguerra, per cui Medea sarà comune di Cormons. E San Lorenzo anche ha perso il comune. San Lorenzo viene aggregato assieme a Capriva, Moraro, Mossa e San Lorenzo e la sede municipale verrà portata a Capriva, per cui Capriva diventerà sede di 4 comuni. Questo per quale motivo era comune precedentemente e dopo è stato tolto? Diciamo che in periodo austro-ungarico i comuni c'erano moltissimi comuni e soprattutto piccoli comuni. Dopodiché alla fine della guerra c'è la revisione, c'è praticamente l'accorpamento dei comuni più piccoli per fare delle entità più grosse, insomma, no? Quello di cui si parla tutt'oggi, insomma, alla fin fine, no? Cioè di costituire delle unità amministrative un po' più importanti, insomma, che possono dare dei servizi migliori. Sì, quella volta però comunque non fu fatto, non fu ascoltata, indubbiamente ne parleremo di queste cose qui, perché l'accorpamento dei comuni creerà notevoli problemi anche all'interno degli stessi fasci di combattimento che erano contrari all'accorpamento dei vari comuni, perché ovviamente ogni comune che perdeva il comune veniva sminuito come valore, non aveva più una sede municipale. Sì, era una cosa a cui nessuna amministrazione comunale voleva rinunciare. Come vedremo che Gorizia, quando perderà la provincia, magari lo vedremo la prossima volta, ovviamente i goriziani non erano assolutamente d'accordo di perdere non solo la provincia ma anche la prefettura, tutti quanti quegli uffici amministrativi, politici amministrativi che spettano ad un capoluogo di provincia.